Facciamo chiarezza sui rilevatori da esterno. Ciao, sono Davide Marcomini e da 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. In questo canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di allarme e di sicurezza in genere. Nel video di oggi voglio parlare per l'ennesima volta di rilevatori da esterno, croce e delizia sia dell'utente che dell'installatore e un punto sul quale io mi batto da sempre. Vediamo perché voglio tornare a parlare di rilevatori esterni. Attenzione! Non ce l'ho con i rilevatori esterni, non ce l'ho con l'utilizzo dei rilevatori esterni, ce l'ho con il loro utilizzo indiscriminato senza nessuna cognizione di causa. Andiamo a vedere perché. Qualche giorno fa, parlando con un collega, ovviamente di lavoro, salta fuori che il cliente ti chiede sempre solo la protezione esterna. Lo stesso collega con cui sto parlando mi dice: ma la normativa richiederebbe l'installazione anche dei contatti alle porte e alle finestre. Io dico: certamente. E lui mi fa: ma io glielo faccio lo stesso. Io dico: personalmente cerco di non farlo perché la normativa appunto dice il contrario. Allora andiamo a vedere perché nascono i rilevatori da esterno. I rilevatori da esterno nascono in un momento storico in cui si sentiva bisogno di aumentare la sicurezza verso l'esterno e quindi di tentare di rilevare anticipatamente un tentativo di effrazione prima che l'intruso potesse arrivare all'abitazione, alle finestre, alle porte dell'attività, della casa, del negozio, eccetera. Ecco, quindi stiamo parlando di un momento storico in cui gli impianti di allarme venivano realizzati prevalentemente andando a proteggere le porte e le finestre e poi i volumi interni. Sicuramente perché fino a qualche anno fa questo era lo standard, perché non c'era altro. Sono arrivati poi i rilevatori da esterno. Parliamo di oggetti come questo. Attenzione, la marca e il modello non ha nulla a che fare con quello che sto dicendo. Sto parlando delle tecnologie che adottano questi sistemi. Ebbene, stiamo parlando appunto di impianti che venivano realizzati mediante installazione di contatti di rilevatori alle porte e alle finestre. Arrivano oggetti, arrivano dispositivi di questo tipo. Come vengono utilizzati? Vengono utilizzati appunto, come dicevo poco fa, andando ad implementare verso l'esterno di un impianto già realizzato una protezione che potesse anticipare il tentativo di intrusione. Fin qui va tutto bene, abbiamo rispettato la normativa perché il mio impianto è realizzato mediante protezione degli accessi, dall'apertura, dall'effrazione, è realizzato mediante protezione dei volumi interni a trappola o in tutti i locali a seconda del livello di sicurezza che voglio raggiungere e voglio installare qualche cosa di più. Benissimo, normativa rispettata, livello di sicurezza rispettato, installo qualche cosa di più che deve essere un aiuto supplementare all'impianto che già avevo. Nel mentre deve essere successo qualche cosa. Perché? Perché qualcuno ha iniziato ad installare rilevatori da esterno senza la protezione agli infissi, senza la protezione principale alle porte, alle finestre.
e questo al cliente andava assolutamente a genio, andava bene il ragionamento. Perché dico che andava bene il ragionamento? Perché nella testa del cliente viene spontaneo pensare: perché devo mettere la protezione agli infissi, quindi alle porte e alle finestre, se sono già protetto dall'esterno? Io il ladro, io l'intruso lo rilevo prima che si avvicini a casa mia, quindi tutto il resto è inutile. Tutto questo ragionamento non farebbe una piega. Attenzione, uso il condizionale non farebbe una piega perché c'è un ma. Perché per fare un ragionamento del genere dovresti dare per scontato che la protezione datami dal rilevatore esterno sia perfetta, ovvero che non ci siano margini di errore da parte del rilevatore esterno. Purtroppo non è così. Non è così, perché i rilevatori da esterno, se parliamo di rilevatori volumetrici, attenzione, non sto parlando di barriere, non sto parlando di microonde, non sto parlando di null'altro, quindi prendetela per come ve la sto vendendo. Parliamo di rilevatori volumetrici che utilizzano infrarosso e microonda in un'unica soluzione, ovvero i classici doppia tecnologia o rilevatori infrarossi passivi. Ecco, il rilevatore ad infrarossi passivi o il doppia tecnologia porta con sé dei benefici, ma anche degli aspetti negativi, dei punti deboli, perché per rendere stabile il mio rilevatore, ovvero per non avere una quantità enorme, esagerata di falsi allarmi o di allarmi impropri, il costruttore del rilevatore ha utilizzato una tecnica che viene chiamata end tecnologico, quindi utilizziamo più rilevatori ad infrarosso, ad esempio, per fare sì che il mio rilevatore sia più stabile e per fare sì che il mio rilevatore sia immune agli animali domestici. Ma siamo sicuri che questo giovi alla mia sicurezza? Ebbene, purtroppo no, perché un classico rilevatore da esterno che utilizza due infrarossi in end ed una microonda è facilmente eludibile. Ebbene sì, inutile che ci nascondiamo dietro un dito, le cose vanno dette e le cose devono essere a conoscenza, specialmente di chi per fare quell'impianto sta spendendo dei soldi. Non possiamo pensare che il ladro sia il classico ladro di 50 anni fa. Le tecnologie oggi sono sotto gli occhi di tutti e basta guardare una brochure, basta guardare un libretto di un rilevatore per capire come funziona, ma per capire anche come sia possibile eluderlo. Ahimè, questa è la realtà dei fatti. Quindi, se ti hanno proposto un impianto composto da soli rilevatori esterni, se stai cercando un impianto composto da soli rilevatori esterni, fai molta attenzione. Prima di farlo installare, o se l'hai già fatto installare, ti consiglio di metterti a studiare per bene le tecnologie, perché il ladro potrebbe conoscerle meglio di te e questo potrebbe trasformarsi in una sorpresa. Ovviamente in questo video non dirò come sia possibile eludere questo tipo di tecnologia, non è l'obiettivo, non è lo scopo di questo video, ma posso dirti che sono tecnologie che ahimè non possono essere installate da sole. Questo potrebbe precludere completamente la sicurezza di quell'impianto. Anche per il video di tutto
Anche per il video di oggi è tutto, ti aspetto nei commenti come sempre, grazie per avermi seguito, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro, io ti aspetto nei prossimi video. Ciao!